firma che il governatore Zaia definisce storica, quella col ministro all'istruzione Marco Bussetti nella scuola grande di San Rocco a Venezia. Un protocollo d'intesa per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto. Parliamo della possibilità, nell'ambito di quelle scelte autonome all'interno della scuola, di poter dar corso a un programma di formazione di alcuni docenti rispetto alla storia, alla cultura e all'identità veneta. Anche qui con la volontà di essere, come si può dire, poliedrici nell'offerta formativa, e quindi oggi noi siamo qui a presentare una firma storica. Qualcuno, e anche i giornalisti, magari non veneti, mi chiedono: ma perché queste cose in Veneto? Intanto perché noi qui abbiamo fatto un referendum e i veneti si sono espressi per l'autonomia, e l'autonomia è una condizione di vita, no? Di rispetto delle leggi, ma anche di voler fare. Lo diceva il vecchio presidente napolitano, diceva l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, e noi siamo una comunità responsabile come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, sono tutti quelli che chiedono di poter avere più autonomia. Il protocollo prevede la selezione di 5 insegnanti da destinare ad attività di studio, ricerca e diffusione di unità didattiche di apprendimento sulla storia e la cultura veneta. A partire dal prossimo anno scolastico opereranno a tempo pieno come ricercatori per coinvolgere docenti e studenti delle scuole che nell'esercizio dell'autonomia scolastica chiederanno la loro collaborazione. Presenti alla firma autorità regionali, rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale e del mondo della scuola, anche se evidenzia il rettore dell'Università Ca' Foscari bisogna andare oltre. Connotare e dare forza alla cultura locale è importante. Io devo dire, rimango comunque convinto che sia importante che la scuola rimanga aperta, guardi al mondo e faccia della propria identità un modo, una forza, attraverso la propria identità dia forza la capacità di dialogare con il resto del mondo.